attimo alla campagna elettorale, Luca, no? Perché molte mamme, soprattutto Bibione, si chiederanno dove andiamo a partorire se Portogruaro e la Tisana hanno il punto nascita chiuso? Purtroppo nell'ospedale più vicino, quindi potrebbe essere San Vito al Tagliamento o Pordenone. Purtroppo adesso la sanità sta... O San Donà o Palmanova? Sì, o in Friuli. Purtroppo io mi rendo conto che anche nel nostro territorio c'è un fatto affettivo molto pesante, nel senso che siamo abituati a partorire alla Tisana, perché qua nascono tutti alla Tisana. Adesso la sanità sta per essere riorganizzata. Soprattutto ci sono gli interventi in codice rosso per i quali arriva il 118 in Latisana. Sì, qua purtroppo viviamo anche l'anomalia di essere un comune di confine, sì. E quindi purtroppo viviamo questa situazione un po' pesante, nel senso che facciamo riferimento a Portogruaro, però abbiamo una vicinanza geografica con il Friuli Venezia Giulia, quindi purtroppo questa è una cosa che ci penalizza. Sì, diciamo che ci vuole anche una strategia, o ci vorrebbe una strategia, perché sul tema sanitario le risorse sono sempre più esigue. I tagli 2017-2018 sono importanti e quindi nel 2016 stiamo recuperando o comunque calmierando la situazione, ma il 17-18 sarà difficile. Quindi rispetto al tema anche conferenza delle regioni, la questione del punto nascite è una questione che si risolve nel giro di poco tempo, perché comunque dobbiamo mettere in sicurezza il reparto dal punto di vista operativo e anche dei medici e del personale addetto, perché le questioni di fine anno ce le ricordiamo tutti, quelle degli ultimi 3 o 4 vicende in poche settimane successe in Veneto, per cui vanno fatte le cose per bene. Però la questione della razionalizzazione e della sinergia è importante anche quando ci sono due regioni di questa portata, e qua è mancata la collaborazione, l'avevo già detto anche in altre occasioni, con la Presidente Serracchiani, perché ci sono delle scelte da fare strategiche. Allora, su questo punto nascite, se abbiamo scelto che si punta su Portogruaro apre con tutti i crismi necessari per Portogruaro, sapendo che dall'altra parte non ci può essere la battaglia di confine con la Tisana o quei comuni o quegli ospedali vicini, perché domani l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi dice che non dovrebbero esserci sale o punti nascite sotto i 1000 parti all'anno, e questa è superata perché la Lorenzin dice sotto i 500 parti. Però se noi facciamo la guerra tra poveri e andiamo a scontrarci su queste questioni qua, siccome i bambini non si moltiplicano con la calcolatrice ma sono questi, e da anni i numeri sono chiari, dobbiamo non correre il rischio che Portogruaro apra, investa, porti a casa magari una struttura d'eccellenza, abbia magari 450 parti, perché dall'altra parte la Tisana fa le barricate e punta anche su questa situazione, tutti e due sotto i 500 parti arrivano a disposizione del governo, li tagliano entrambi. L'abbiamo già vista sta vicenda con le sedi staccate dei tribunali, l'abbiamo già vista in diverse situazioni che hanno valenza appunto regionale, anche in termini di sicurezza, con le chiusure appunto di certe stazioni di polizia o dei carabinieri, e quindi le stiamo vedendo. Non dobbiamo farci la guerra, dobbiamo razionalizzare, ma soprattutto ragionare in termini di territorio, non in termini di campanile. Dovete parlare per forza, insomma. È finito quel tempo, certo. Quindi Gianluca, l'ospedale unico è definitivamente tramontato? L'ospedale unico è tramontato nel momento in cui abbiamo adottato quella delibera ad agosto, dove abbiamo parlato di potenziamento dei due presidi di San Donà e Portogruaro in quel momento. Io ripeto, da ex sindaco ritengo che sia stata una scelta sbagliata, perché la politica non ha saputo trovare un equilibrio e soprattutto una lungimiranza che poteva aver trovato condivisione fra San Donà e Portogruaro. Bisogna dirlo che culturalmente non siamo ancora così avanti nel dire potevamo mettere un tassello anche a metà strada, però si faceva un ospedale d'eccellenza da 150 milioni di euro dal punto di vista finanziario coperti, con appunto un business plan preparato e ad hoc. I sindaci non hanno avuto il coraggio o non hanno avuto la voglia, perché qualcuno, bisogna dirlo, non ha avuto la voglia, e uno si era candidato l'anno scorso, mi pare, qua alle regionali, poi non gli è andata così bene, di arrivare alle regionali perdendo magari l'ospedale, perché il problema qual è? È sempre quello dei sindaci che hanno il presidio in casa. Parliamoci chiari, a Musile piuttosto che a San Stino, a Ceggia eccetera, poteva solo che andargli bene una roba del genere. San Donà e Portogruaro non hanno avuto il coraggio di decidere, perché poi c'era un tornaconto anche elettorale, questa è la verità.
perché se avessero voluto avevano in mano la conferenza dei sindaci, avevano la possibilità di decidere e si sarebbe deciso anche a metà strada. Oggi avremo la possibilità di lavorare su un presidio nuovo, d'eccellenza, e ricordo che i cittadini non hanno mai chiesto alla politica voglio l'ospedale fuori dalla porta, voglio un ospedale d'eccellenza, chiedono, perché per il resto si prendono la loro macchinina e vanno secondo la loro patologia nell'ospedale che dà più sicurezza, per cui non c'è un ospedale di confine che dà sicurezza, è un ospedale d'eccellenza che dà sicurezza ai cittadini e noi questa barriera dei campanili dobbiamo ancora superarla. Questa è un'autocritica che faccio e vi faccio anche alla politica del territorio.